Amici di Sportisili, buon pomeriggio, un saluto dal vostro caro Marco Genduso, pronto per commentarvi la gara numero 21 del campionato di eccellenza, girone A che vede scendere in campo il Bagheria, squadra di casa, e il CUS Palermo. Due formazioni che, guardando un po' alla classifica, adesso la analizziamo perché abbiamo tutto il tempo, siamo anche un pizzico in ritardo relativamente all'orario di inizio del match perché sono già le 15:01, quindi già almeno un minutino di ritardo rispetto alla tabella di marcia lo abbiamo, pertanto abbiamo tutto il tempo per poter analizzare quelli che sono i dati, perché come diciamo sempre i dati possono dare una chiave della partita. Poi chiaramente il pallone è rotondo e lì bisogna poi attendere solo ed esclusivamente il superdetto, però insomma qualche dato lo possiamo anche dare. Sicuramente i dati migliori, quelli più importanti, sono sicuramente quello di punti, perché il CUS Palermo soltanto 8 punti in classifica, 27 invece per il Bagheria, è praticamente una squadra che ha veramente tanti punti rispetto all'avversaria. 19 punti di difesa sono veramente tanti, però non ci vogliamo soffermare tanto su questo, bensì sul dato dei gol subiti, perché il Bagheria è la quarta peggiore difesa, 33 gol presi da inizio campionato, in 20 giornate sono un po' tanti, però il CUS ha fatto veramente di peggio, perché 45 gol subiti sono veramente tantissimi. Però bisogna chiaramente pensare che ci sono formazioni sicuramente più attrezzate rispetto magari anche al CUS Palermo, che ha tanti giovani. Su questo infatti è uno dei vademecum della società, infatti, che sforna comunque sempre di talenti molto interessanti. Ne è arrivato un altro, ad esempio nel mese di dicembre, Pietro Viola, però non è convocato oggi, sicuramente lo vedremo poi nelle successive sfide. Però ci sono anche altri giovani molto interessanti, come Stefano Russo, che sta facendo bene da quando è arrivato all'Accademia Trapani, anche Sidic Conè, per citarne alcuni, Filippo Moncada. Insomma è una squadra molto giovane, con qualche giocatore di esperienza, che però deve iniziare a fare qualche punto in più se vuole cercare di rimanere nel campionato di eccellenza. Al momento il Castelvetrano, la Folgore Castelvetrano, è distante un punto, però sembra essere veramente tanto in fiducia, soprattutto alla luce degli ultimi risultati delle scorse settimane. Adesso sicuramente per il CUS è una gara tanto importante, perché il Bagheria, è vero, ha cambiato tecnico, non c'è più mister Tomasello, c'è mister Grimaudo, che sta facendo tanto bene. Tra l'altro nelle prime due partite contro Marsala e Bagheria 90-0-11, il derby, e ha anche fatto molto bene, perché una vittoria col Marsala, che è costata anche l'esonero poi di mister Chinnici, e un pareggio nel derby contro il Bagheria 90-0-11, insomma due risultati comunque utili, consecutivi e importanti, con due formazioni molto forti che sicuramente avevano e hanno soprattutto degli obiettivi decisamente differenti rispetto al Bagheria, e questo può fare veramente la differenza. È partito benissimo il tecnico e dunque vediamo oggi come si comporterà. Nel frattempo sono entrate le due squadre, vediamo capitano Florio da un lato e poi dall'altro lato adesso dovrebbe essere Carollo il capitano. Adesso diamo conferma effettivamente di questa informazione. Poi a seguire c'è Cannizzaro, con la maglia numero 6 invece accanto a lui Pennisi, poi Gallina molto alto, insomma due centrali che ultimamente stanno giocando sempre loro. Dal il CUS Palermo invece con completo nero oggi. E poi a completare, infatti, vediamo Russo che sta discutendo con i compagni, forse per qualche posizione in campo magari, ma noi ce lo immaginiamo agire sulla fascia sinistra, dunque per rientrare sul suo destro. Un giocatore molto interessante, che noi di Sportiseri in realtà conosciamo tanto bene, perché prima di giocare qui al CUS e all'Accademia Trapani, squadra di Sportiseri, anche qui ha giocato per tanti anni a calcio a 5, su Sportiseri e di casa. Commentato tante volte Stefano Russo, insomma so bene che tipo di giocatore sia, un giocatore molto tecnico. Nel frattempo foto per entrambe le squadre, si posiziona in attacco infatti con Russo, con Catalano, e poi dovrebbe essere Traoré con la 11 e non Conè, che invece sembrava essere il titolare nella distinta. Forse c'è stato qualche cambio dell'ultimo minuto. Sì, dovrebbe essere Traoré.
Nel frattempo si attende soltanto il fischio da parte del direttore di gara e poi può iniziare finalmente anche il match tra Bagheria e Cus Palermo, con il veterano sul punto di battuta. Sicuramente si appoggerà dietro, classica formazione di mister Grimodo. Sembrano tutti andare praticamente verso l'attacco. Vediamo effettivamente se sarà così. Confermato sulla sinistra invece Vincenzo Pizzo, ha fatto tanto bene nell'ultima sfida in casa contro il Marsala. Un po' la scelta di mister Grimodo che lo ha schierato dal primo, questo terzino mancino di fascia. E poi inizia anche il match, inizia Bagheria Cus Palermo con Canizzaro che va subito lunghissimo, testa immediatamente allontana il Cus. Florio va dietro, Pennisi, Gallina si complica un po', poi cerca una giocata molto difficile per la velocità del compagno con Giglio, che sappiamo essere uno dei pericoli numero 1 per il Cus. Un giocatore veramente tanto importante, sta facendo anzi una grande stagione. Da quel lato però c'è Moncada, prende posizione Russo, palla che scavalca tutti, va da Catalano, poi allontana invece come può Costa per cercare il break, invece Garofalo, Cicca e poi Caracappa, sì, Ballerano si appoggia, Pennisi, Pizzo, pressione alta da parte di Traoré, e poi Cannizzaro direttamente su Gallina che cerca sempre di salire un po', anche di impostare. È una soluzione che spesso e volentieri il Bagheria prova. Pennisi, Pizzo, cerca di scambiare con Caracappa che di prima ha provato questa giocata rapida, non gli è riuscita, fuori la sporca un po'. Palmeri la controlla, cerca lo scambio con il compagno, bella palla qui in verticale da parte di Garofalo per cercare i compagni con Teorema, palla non passa però. Pennisi, Lex Lascari scambia con Ballariano, ormai ha preso quel ruolo lì di vertice basso di play. Anzi no, perché io vi chiedo scusa, non era Traoré ma è Conè, la mai numero 11. Allora giusto era la distinta che c'era stata comunicata. Abbiamo visto adesso meglio il calciatore, è Conè. Catalano cerca la conclusione, viene murato però da Florio, anche con l'aiuto di Gallina che subito si è messo lì. Poi tanto sentiamo anche la voce di Canizzaro, molto arrabbiato con i compagni, forse per i tanti spazi. Russo va giù, non c'è nulla per il direttore di gara, si continua con Calderaro, poi forse anche un po' spinto Vetrano, però si continua per il direttore di gara. E adesso Failla cerca di allontanare questa palla, viene comunque riconquistata da Costa, Ballariano, Costa di nuovo. Russo va a lottare su quel pallone, se lo vuole andare a riprendere, ma non riesce nel proprio intento. Costa ancora. Nel frattempo il Cus dovrebbe giocare con una difesa 5, intanto brutto fallo. Forse ci potrebbe anche stare il cartellino per Florio, no, perché il direttore di gara, no grazie, conosciamo anche il direttore di gara, il signor Francesco Carrieri, poi Vincenzo Merlino di Palermo e poi Mattia Aiello di Catania. Abbiamo Messina, Palermo e Catania, insomma, le tre città più grandi della Sicilia. Carollo alza la testa, va da quella parte, sa che c'è Palmeri, che può essere una soluzione più che valida. Vuole rientrare, si fa vedere, poi Conè una deviazione, lo anche favorito, poi traversa sul secondo palo, spuca Rosso! E la palla non entra veramente per pochissimo, ma l'ha presa Cannizzaro, gran palla comunque che pariva dai piedi di Consigliere. E il Cus qui ha sfiorato il vantaggio, lo stava facendo alla grande con Russo che aveva seguito sul secondo palo questo tipo di pallone messo dal compagno e non se n'è fatto ripetere 2 volte, è andato dritto verso la porta, ma bravissimo Cannizzaro, calcio d'angolo sul primo palo di via, poi con la testa Agnello, però insomma non è riuscito nella giocata e quindi
rimessa dal fondo con Cannizzaro che appoggia da Tancredi Pennisi, lui che è stato uno degli acquisti del mercato di dicembre, dicevamo. Sidic correva subito sull'uomo, chiede scusa. E quindi calcio di punizione con Pennisi pronto a battere, ma si appoggia corto da Ballariano. Cambio di gioco ottimo dalle parti di Gallina che la controlla, adesso dipende se tutti i metri davanti lo può fare, un giocatore che ha quel tipo di qualità, infatti sulla velocità, Gio che cerca di calciare al volo col mancino, un po' la cicca in realtà, perché riesce sì ad impattare il pallone ma forse non come avrebbe voluto e di conseguenza la palla termina poi direttamente tra le braccia del portiere, cerca invece di velocizzare anche Consigliere ma questa volta non è preciso come invece lo è stato precedentemente. E difatti rimessa a trave per il Bagheria che batte rapidamente con Costa, però il signor Cardieri dice bisogna ripetere. Pennisi, Gallina, anche Gallina dà consiglio a Pennisi, dice non aspettare che arrivi l'attaccante così vicino, scarica la prima. Palla in verticale per la velocità comunque di Costa che riesce, anzi di Florio che cerca di traversone. Bravo qui Gio a lottare, recupera sempre il pallone Gio, rientra benissimo sul mancino, scambia con Vetrano, poi Florio, si lotta tanto da quelle parti e poi il ripiegamento difensivo di Russo è ottimo. E quindi rimessa con le mani, va Moncada, cerca Russo di testa, la allunga un po'. Poi la palla rimane lì, Florio la controlla con il petto Vetrano come può, Gio vuole girarsi mezzo a Consigliere che poi però decide di allontanare la sfera. Gallina mette giù con il petto, poi Russo se la porta, cerca un rimpallo, Catalano gli riesce comunque a servire, poi si lotta sempre su quella parte e Ballariano mette una pezza gigantesca, insomma si gioca tanto sull'out di sinistra del Cus. Caracappa centrale, Ballariano, palla in cassaforte, adesso si appoggia da João Caldieraro che solitamente gioca lì davanti, oggi un po' lo sto vedendo andarsi a prendere questo pallone un po' più indietro, forse per questioni tecniche, vuole prendersi lui l'onere della giocata. Pizzo si ferma un attimo, torna dietro, Pennisi. Poi mister Grimaldo, avete sentito sicuramente, bella giocata di Rosso qui, in mezzo a due se ne va, subisce fallo qui. Dicevamo, avete sentito anche la voce di mister Grimaldo parlare con Pizzo, dire di inserirsi ovviamente un po' di più su quella fascia perché si sta effettivamente muovendo poco, ma è un terzino più devoto alla fase difensiva, l'abbiamo visto anche nel match col Marsala, oggi però forse c'è bisogno che attacchi un po' di più perché il Cus è una squadra molto difensiva, si vede anche dall'assetto in campo e se tu giochi pure difensivo insomma poi le azioni faticano ad arrivare. Pennisi, Caldieraro, Pennisi ancora, Florio con l'esterno si appoggia subito, Caldieraro alza la testa, guarda i compagni, non serve nessuno, la tiene lui, poi cerca di allargare il gioco dalle parti di Costa che la controlla, va incontro Gio, Gallina, al momento un impatto migliore da parte delle Cus rispetto al Bagheria. Palmeri scarica su Conè, anticipato, non c'è nulla. E mette una pezza gigantesca Failla, sta giocando da braccetto di sinistra, poi invece vediamo Moncada come fluidificante, quindi come terzino barra esterno in realtà perché è più una difesa 5, di conseguenza è più fluidificante. Conè sbaglia l'aggancio, Caldieraro, Pizzo, Pennisi e poi mister Grimaldo chiama sempre Pizzo, ti chiama tantissimo, vuole che faccia forse qualche movimento in più. Palla finisce su Carnevale, poi Failla allontana, Gallina non è preciso nell'aggancio, poi Florio giganteggia a centrocampo, giocatore molto fisico, Florio ricordiamo infatti come inizio stagione giocasse come difesa centrale anche con dei grandi risultati, però adesso si è spostato
a centrocampo. Florio ancora di testa, poi la tocca a Costa, Ballariano decide di non rischiare nulla e appoggiarsi nuovamente da Pennisi. Caldieraro, bella giocata, si ferma, sterzata, Ballariano, nuovamente sul 10 che sta giocando veramente tanto dietro in questo momento. Pizzo, Caldieraro, bella palla per Vetrano, la velocità, viene fermato da Palmeri ma regala soltanto il possesso palla a Pizzo che scarica sul compagno. Caracappa cerca di fare girare il destro, non inquadra la porta ma fa bene il 7 a provare questo tipo di conclusioni. Adesso va a lungo Carnevale, la controlla anche bene qui consigliere. Cone la controlla, lascia la velocità poi di Palmeri, il velo generale di consigliere, poi di prima Catalano, bella palla, adesso Palmeri cerca il traversone, deviazione, gioca bene il Cus comunque, che nonostante sia l'ultima della classe, in questo momento sta regalando comunque un'ottima prestazione, almeno in questi primi 11 minuti, sta giocando secondo me anche meglio rispetto al Bagheria, che ha però una pressione un po' diversa, vincere comunque sì, però per obiettivi diversi, anche per allontanarsi, soprattutto da quella zona calda. Va Catalano, mette dentro sul secondo palo, sbuca Carollo, poi palla che viene allontanata, Cone con il petto. Florio. E poi consigliere subisce fallo. Anzi no, è fallo di consigliere. Caldieraro allarga subito dalle parti di Caracappa, che può puntare l'uomo. Caracappa c'è la sorpressione di Pizzo, non lo serve, si appoggia dietro. Caldieraro una volta dialoga con i compagni, va dietro, si appoggia da Florio. Adesso la palla è vicina verso il capitano Ballariano. Caldieraro può avanzare, potrebbe cercare una conclusione e la palla non termina in porta, ma ha fatto bene a provarci il 10. Si deve accendere lui per trovare le giocate. E il Bagheria ha tremendamente bisogno del 10 e dell'11 di Caldieraro e di Giglio, perché sono i giocatori più tecnici. Cross dentro, fa sul secondo palo, Carnevale molto bravo qui a allontanare con il pugno, e poi saggiamente Caracappa si accontenta della rimessa. Costa, rapido, Caracappa mette il pallone giù, traversone dentro, allontana Failla come può, e poi Gallina, quasi un ping pong. Cone la controlla bene, adesso si appoggia Catalano, potrebbe riservirlo, non lo fa, cerca invece la porta Catalano e va fuori, ma veramente per pochissimo. Ha sfiorato un gran gol. Che tiro di Catalano. Gallina, Cannizzaro che si era fatto trovare un po' troppo alto, e infatti Catalano lo stava sfidando, lo ha sfidato. Poi palla lunghissima per Giglio, la controlla, Giglio la mette giù, ancora Giglio rientra sul mancino e calcia, deviazione, la palla ancora rimane lì, Giglio apparecchia e poi Palmeri chiude in diagonale molto bene, rimane lì Costa, fortissimo su Carnevale. Adesso insomma non ci stiamo annoiando in questi primi 14 di gioco. Russo allontana e dopo diverse occasioni da parte del Cus si fa vedere finalmente anche il Bagheria, e lo fa con questo tiro molto forte da parte di Costa, ma azione iniziata dalle parti di Giglio, come sempre uno dei più difficili da marcare. Traversone, deviazione, rimessa laterale. Girare Vetrano non riesce molto bene, poi Giglio sul mancino si appoggia, Ballariano sulla pressione di Cone, palla alta di testa, molto altro Failla, poi impatta Caracappa, però molto complicato, infatti Carnevale la blocca, anzi non la blocca, la stoppa, la aggancia, non la blocca, lo fa adesso anche sulla timida
pressione da parte di Vetrano. Ha fatto un gran gol contro il Marsala. Gallina lotta con Catalano, che forse perde anche la scarpa. Costa contro Russo, lo pressa sempre molto alto il 10, che non disdegna mai la pressione e l'aiuto in difesa. Pennisi, Pizzo lo insegue con gli ruba anche palla, molto bravo qui con poi Palmeri. La rimette lunghissima, poi forse anche un po' troppo Agnello. Palla alta, cercare Vetrano, Carollo in anticipo, poi Ballariano, Florio, giro palla delle Bagheria con Caldierano, riceve il pallone tra le linee, allarga sull'auto di destra da Gio che vuole accendersi, fa sul mancino sulla posizione di Costa che può crossare, mette dentro, deviazione poi di Carollo, molto molto bravo perché qui leva probabilmente un gol perché Caracappa stava arrivando. Sta sì un'ottima giocata da parte del Bagheria, ma come sempre tutto parte dai piedi di Gio perché dai suoi piedi una sola posizione poi di Costa ha favorito questo tipo di azione. E quindi calcio d'angolo con Gio, traversone dentro, allontana Agnello. Poi Catalano di prima molto bene su Cone che veloce potrebbe anche arrivarci contro Pizzo in questo scontro tra Dumeli 2008. Viene vinto al momento da Pizzo, fa una bella chiusura. Rimessa di Palmeri, poi Catalano sguscia via molto bene però. Palla uscita. Le rimessa Cus. Con Caracappa che un po' si lamenta. Salta Catalano. Poi riesce a mettere dentro Consiglieri. Palla nuovamente da Catalano. Prova le finte. Esterno con sguscia via di ritorno. Bella palla. Catalano ancora. Ballariano mette una pezza. Sarà quindi calcio d'angolo. Ritorna ad attaccare il Cus che stava soffrendo negli ultimi minuti dopo un ottimo inizio. E va Catalano. Va sul secondo palo, sbuca di testa Failla. È rimasto a terra Pennisi, ha preso forse anche una botta nel contrasto aereo. Tutto ok, però si è rialzato l'ex Cefalù. Vetrano, aggancio non perfetto, Carollo molto bravo qui a non farlo girare, non fargli prendere nemmeno il respiro. Palla in verticale, Pizzo anticipa, poi Caracappa, Ballariano in mezzo a due, si complica tanto la vita per il fatto di palle col consigliere che appoggia da Stefano Russo che va subito in verticale a cercare Catalano, poi d'anticipo invece provvidenziale Gallina. Il break poi molto duro qui, Ballariano ma anche sul pallone. Moncada direttamente dalle parti di Conè, arriva però alto Canizzaro, tranquillissimo a fare solo la palla. Caracappa si gira, si ferma, sterzata, suola. Palla al centro da Caldierano che alza la testa, vede il taglio alle spalle di Gio che è ottimo qui su questa velocità. Gio rientra sul mancino, potrebbe anche cercare la porta, poi appoggia per la conclusione vincente da parte di Caldierano. Inizia tutto da lui, finisce tutto con lui. Al minuto 19 di gioco, vantaggio Bagheria. Un gran bel gol, ma è chiaramente più che il tiro e l'azione quella del Bagheria da vedere e rivedere, perché sicuramente Calderaro qui fa partire l'azione. La scarica su Gio che poi insomma attende soltanto il suo arrivo, lo riserve e poi tiro in buca d'angolo. Era un ottimo Cus in realtà, bisogna anche essere sinceri. Cus stava giocando meglio rispetto al Bagheria, però
è proprio la squadra di casa a passare in vantaggio con Caldieraro, uno dei giocatori più tecnici sicuramente. Adesso credo che cambi qualcosa dal punto di vista tattico in casa Cos, perché tanto qui sbaglia Catalano. Adesso ritorniamo a quel punto. Giglio va dietro, perché credo che i compagni abbiano detto a Sidic Koné di giocare un po' più avanti, quindi forse si passa a un attacco a 3 probabilmente, e forse si alzano sia Palmeri che Moncada. Credo sia questo quello che abbiano detto, però adesso appena, perché in realtà al momento sembra un 5-4-1, quindi come prima. Pizzo, Caldieraro, non ha fretta, Pennisi, e dunque Gallina, come sempre si prende la responsabilità, trova questa palla interessante per Vetrano che l'aveva messa giù con la testa, ma poi Carnevale prende questa palla e va a lungo. E sta ancora Gallina, sempre a sovrastare tutti. Russo mette giù quella palla, cerca di sgusciare via anche sulla marcatura. Russo, forse con la faccia Costa, invece no, forse con la mano. Calcio di punizione, va Catalano a battere, potrebbe essere interessante, anche Russo in realtà sul pallone. Distanza è comunque importante, però insomma Catalano ha fatto vedere anche in precedenza che le distanze non lo preoccupano più di tanto. Vediamo chi andrà. Salgono un po' tutti, rimangono soltanto Palmeri e Moncada, i due laterali rimangono in copertura chiaramente per eventuali contropiedi, però salgono un po' tutti in casa Cos, si vogliono gettare tutti in avanti per cercare quantomeno di pareggiare almeno la partita il prima possibile. Intanto calcio non battuto meravigliosamente, tuttavia sarà ancora azione offensiva per il Cus con Vetrano e Caracappa. Non si erano intesi molto bene, entrambi stavano andando nello stesso posto, ma Russo potrebbe rientrare, perde palla, bravo qui nel contrasto Florio che cerca subito la velocità da parte di Gio che mette giù un'altra palla complicata contro Moncada. Gio lo punta, Gio sul sinistro, allarga il gioco, Caldieraro la controlla anche lui, va sul destro, potrebbe calciare Caldieraro, Carnevale miracoloso, ma se l'era gestita benissimo quel baghetto in questo contropiede. Si continua, Caracappa, traversone sul secondo palo, sbuca di testa invece Palmeri sulla salita anche da parte di Pizzo, che sicuramente farà contento Mister Grimaudo, che tante volte l'aveva rimproverato probabilmente perché non saliva mai. Questo invece quasi da quinto a quinto, per citare chiaramente l'Atalanta di Gasperini, dell'ex Gasperini chiaramente, aveva un po' cercato di salire e farsi vedere. Intanto è rimasto giù, credo Russo. Ci auguriamo sia tutto ok per il numero 10, sto giocando una buona partita. Il tempo si è rialzato, Russo un po' zorante, ma tutto ok. Sarà quindi calcio d'angolo con Caldieraro che alza due braccia al cielo, questi a indicare probabilmente uno schema. Rimangono Pizzo e Ballariano, rimangono va Caldieraro, schema per Pizzo che mette subito persone, brutto però, poi nuovamente Maconè lo anticipa, Catalano in testa salta Ballariano, ma forse non è utilissimo qui il suo colpo di suo
tentativo di spazzare, Catalano prende il pallone, si allarga, cerca il traverso sul secondo palo, non c'è però nessuno, c'è il consigliere che stava arrivando, però insomma era abbastanza complicato prendere questo tipo di pallone. Nel frattempo Russo dovrebbe essere rientrato, forse no, rientra adesso. Pizzo non rischia nulla, Caracappa si ferma, sterzata, Pennisi chiama calma e predica calma il centrale classe 98, uno dei più grandi della squadra, addirittura mi sa che anche forse il più grande della formazione titolare del Bagheria. Adesso vediamo un attimo conferma, ma guardando i giocatori in campo sì, adesso guardiamo un attimo la distinta, ma non credo di sbagliarmi, e infatti Tagheri Pannisi è anche il più grande oggi della formazione, non il più grande in campo, però della formazione sì, del Bagheria, anche qui è una formazione comunque molto giovane, con il petto Florio, Caldieraro la controlla, poi allontana invece come può Garofalo, salta Catalano, poi Conè, tocca palla per ultimo, Mister Grimoto chiama Gio, dice di andarsi a prendere questa palla, Vetrano fa una gran giocata qui, poi Gio ancora entra in mezzo a due, Gio mette dentro e poi non arriva a deviare Caracappa, ma qui ha fatto una giocata fenomenale Gio, ma lo commentiamo ormai da diversi mesi, non è una cosa che non ci aspettavamo, anzi un po' ce l'aspettavamo da parte sua, perché effettivamente è un giocatore incredibile. Qui anche scambiato bene il pallone con Vetrano, si trovano tanto bene i due calciatori. Caracappa aveva provato a chiudere questa azione per capire molto la posizione di Caldierano, perché in realtà sta giocando forse più indietro adesso rispetto a Caracappa. Forse Mister Grimoto ha capito che Caldierano deve avere un po' di campo in più a disposizione davanti. Pizza allontana, la mette giù, Conè la controlla, vuole il dribbling, non riesce, Caldieraro poi cerca Palmeri di fregarglielo, poi intercetta, quasi quasi avesse una calamita consigliere, ma non basta perché la palla è sempre delle Bagheria con Pennisi, Pizzo 1-2, Pizzo ancora, bella palla per la tecnica di Vetrano che fa sportellate con Agnello, poi consigliere con il tacco, Conè e poi Pennisi. Bella giocata qui di Gallina, che come sempre non disdegna questo genere di soluzioni dove lui si autolancia un po' perché ha una bella falcata, è veloce, poi il Russo invece fa vedere anche lui tanta velocità, Russo ne salta un altro, Russo ancora, salta pure il terzo, Russo è imprendibile, Russo cerca di rientrare anche sul quarto, questa volta però Pennisi metti tutti d'accordo, poi il pallone centrale per Caldieraro che chiama Caracappa a prendere questa palla, la controlla il 7, deve avanzare, si ferma, sterzato sull'arrivo di Conè. Poi Pizzo, Florio allunga il pallone per Vitrano che prova anche a calciare col mancino, non trova la palla, per una bella palla però quella messa dal compagno. Poi Caracappa con il destro, deviazione e poi lo trova questo gol, 2-0 Caracappa al minuto 28 di gioco, arriva il raddoppio del Bagheria. L'aveva provato anche, se non sbaglio, minuto 14 e gli riesce al doppio del tempo, 28, 2-0. Adesso modifichiamo anche il risultato, c'è un punto in più. Tanto pressione alta da parte delle Bagheria. Torna dietro da Carnevale che allontana
testa arriva Pennisi, poi Catalano va giù, fallo da parte di Florio, anche giallo per il capitano. Poi Ballerano si lamenta un po', diceva di non essere d'accordo. La calcio di posizione di Catalano, batte tutto lui praticamente, una grande sventagliata. Russo cerca in mezzo i compagni, Pennisi di testa allontana, poi Consigliere sbaglia il tocco, Caracappa intercetta, poi si ferma, viene anche chiamato a gran voce da Canizzaro che dice dai palla a me, vai avanti, ci penso io. Poi voleva anche, visto in modo che girasse questa palla. Pennisi, Gallina, adesso è un doppio vantaggio per il Bagheria che chiaramente non ha troppa fretta adesso di inseguire ancora il gol. Gallina fa ancora una volta uno dei suoi lanci, viene chiuso però da Carollo. Garofalo, pochi palloni toccati per il numero 8. La butta in avanti, Gallina capisce tutto. Poi Ballariano, Pennisi, Ballariano ancora. Pizzo esce con palla in verticale molto bella per Caracappa, la controlla il numero 7, cerca un contersore immediato, allontana Carolo come può, poi palla su Caldieraro e qui bravissimo Conè a rubare il pallone, poi con la suola l'appoggia su Garofalo vicino a lui, che si autolancia, Garofalo. Russo, cerca la giocata del numero 10, rallenta un po' l'azione Russo. Scambia con Catalano, però non c'è nessuno centralmente, questo forse è un po' il problema del CUS, perché Catalano fa un gran lavoro, è un bel giocatore, però si allontana tanto dal centro, quindi manca poi quel punto di riferimento. Dovrebbe secondo me il CUS inserire un attaccante in più e permettere a Catalano invece di andarsi a staccare. Sbaglia tutto, Catalano, infatti centralmente prende il pallone, potrebbe puntare alla porta, Catalano, finta ancora, Catalano allarga sul mancino, attende l'arrivo di Russo che calcia Cannizzaro, super, e sarebbe anche un po' con la difesa, Cannizzaro ancora, Russo cerca di rientrare sul piede destro, non ci riesce, va a scegliere il mancino, viene fermato però da un super Gio che anche in fase difensiva insomma si fa vedere. E poi c'è qualche cambio perché abbiamo sentito il tecnico dire qualcosa ai compagni, ai propri giocatori. Pizzo. Scarico su Caracappa, sovrapposizione, non lo serve, va dietro, Caldieraro. Gio. Aggancio buono, poi nuovamente allarga il gioco dalle parti del compagno. Pizzo, finta, sceglie forse andare sul mancino, lo fa adesso Pizzo. Deviazione di Palmeri. Poi traversone sul secondo palo, troppo lungo. Con Moncada che la sta scortando fuori. L'arrivo di anche di Gio. Minuto 33 di gioco. Lontana Moncada, ma c'è stata anche una deviazione, credo. No, perché l'ultimo a toccare è proprio Moncada. Sembrava potesse esserci una deviazione bianca. Rimessa con le mani. Florio. Si gira, riesce a servire Costa, ma non basta. Moncada.
Allontana Consigliere, così come viene. Caldieraro, riconquista il Bagherie, poteva anche calciare, appoggia invece da Caracappa. Questa volta va dietro, ma anche molto bene da Pizzo. Ballariano, finta, guarda la porta con il mancino. Ha chiesto tanto, però uno come Ballariano queste conclusioni secondo me le deve sempre provare, perché il tiro ce l'ha. Era anche molto chiuso il CUS, di conseguenza forse provare questo tipo di azione non è stato proprio sbagliato, secondo me. La Carnevale lungo a cercare lo stacco di testa di Consigliere. Poi Caldieraro mette giù questa palla ancora una volta con l'esterno geniale di aver Vetrano. Non ci arriva con il tacco, invece Agnello la controlla, poi Garofalo, anzi chiedo scusa, Moncada. Pizzo. Tacco di Caldieraro, Ballariano col mancino subito, immediatamente da Costa che rientra sul piede sinistro, poi Ballariano sulla pressione anche di Conè, Caldieraro avanza, potrebbe calciare, finta, va sul destro, poi sinistro, destro ancora, cerca di scambiare il pallone, deve secondo me calciare prima. Nel frattempo si è scambiato di posizione con Russo che sta giocando in attacco, praticamente sembra un attacco a 2 adesso. Tanto è rimasto giù Caracappa. Florio, Ballariano, c'è Pizzo che chiede il pallone, infatti lo riceve adesso, va incontro con poi Caracappa. Florio, si gira molto bene quel capitano, lo fa benissimo con i tempi giusti. Caracappa, le finte ancora una volta e vuole sorprendere Garofalo che intanto si è scambiato di posizione con Consigliere e Conè sta giocando in una posizione più intermedia adesso. Giglio rientra, va sul mancino, cross anche pure, però questa volta non c'è nessuno pronto. Prende questo pallone. Palla lunga, testa Gallina, però lo regala a Russo che prova tanto a lanciarsi, prende anche fallo. Non c'è nulla, sembrava potesse esserci in realtà questo fallo. Chiama palla Caracappa, non viene però servito, lo fanno adesso. Con la sovrapposizione di Pizzo, però soltanto una finta perché poi torna da Pennisi. Caracappa porta in avanti, scambia con Vetrano, non funziona però il dai e vai. Bravo qui Agnello a mettere una pezza. Consigliere alza il pallone, alza lo sguardo e vede la velocità di Russo che può arrivare, salta anche Cannizzaro, Russo, poi Pennisi e Cannizzaro allontana come può. Nel frattempo si sta riscaldando Adeola. Conè la mette giù col petto, poi cerca una rovesciata con Catalano che riesce sia a crossare, però la palla era già terminata in out, minuto 38 di gioco. In realtà non si riscalda soltanto Adeola, si riscaldano tutti in casa Cus, quindi chissà che non possano esserci diversi cambi, magari anche ad inizio secondo tempo, vedremo. Pizzo, Ballariano, cambia gioco sempre in maniera molto elegante per Costa che può prendersi lo spazio sulla destra, sa che non c'è nessuno e infatti vede il taglio di Giglio ancora una volta alle spalle della difesa, cerca in controversione ma la prende parecchio male, però ancora una volta quell'asse funziona tanto con Costa che spesso e volentieri verticalizza proprio per Giglio che prende sempre, e dico sempre, il tempo a Moncada. Failla non ne riesce invece ad arrivare a chiudere il raddoppio, anche se in realtà credo che ci sia stato un cambio modulo, perché adesso Cus credo sia passato a 4, perché adesso vediamo in realtà Agnello e Carollo in difesa come centrali, Palmeri a destra e a sinistra Failla,
Moncada agisce da esterno di centrocampo. Anche se in realtà la posizione di Koné un po' ci sta confondendo, perché dovrebbe agire a questo punto da esterno destro, ma invece lo vediamo molto molto centrale. Poi Consigliere, sicuramente Garofalo al centrocampo, poi lì davanti Catalano e Russo, e questo quindi un 4-4-2. La versione dentro verso Pizzo, che si è inserito ancora una volta molto bene. E poi Caracappa. Pizzo, Caracappa ancora. Anticipo di Consigliere, poi Russo anticipato nettamente da Pennisi, bella giocata qui. Scambia con Ballariano, che però cerca il suo mancino, è chiuso e infatti va sul destro e l'appoggia dietro. Caldirano anticipato, poi Ballariano ancora. Scambia con Caracappa che prova ancora la conclusione da fuori. Ci ha preso gusto Caracappa. Al minuto 40 di gioco, 2-0 risultato, un inizio migliore sicuramente da parte del Cus, e poi il Bagheria è venuto fuori e ha saputo colpire nei momenti giusti. Un Cus che non sta giocando male assolutamente, bisogna dirlo, però non basta la prestazione, bisogna anche centrare la porta. Tanto tutto giù Florio, si continua, Russo lotta a centrocampo, sicuramente non sta mollando il 10. Agnello, Palmeri scambia il pallone, ma con Edotto sulla profondità e non incontro, e dunque Florio. Costa, adesso Florio, Costa ancora, Pizzo, Ballariano, cambia sempre il gioco col mancino, sempre da Costa, va incontro Gio, che rientra bene sul suo sinistro. Florio, cambio di gioco da Pizzo, sempre molto presente sull'auto sinistra, poi traversone al centro e la deviazione in testa provvisoria di Agnello, perché sarebbe arrivato probabilmente Vetrano qui a colpire indisturbato contro Carnevale. Si è salvato il Cus. Failla, poi Russo si lamenta tanto, dice di aver subito fallo, ma non è per il signor Carrieri. Tanto la controlla come viene Vetrano, poi di prima Florio, palla forse che va fuori, vediamo, invece non la controlla anche abbastanza bene Vetrano, che si appoggia a Gio e sul mancino raddoppiato, però la palla non la perde mai Gio. Caldieraro, Ballariano cerca il mancino da fuori, e poi anche Cannizzaro tranquillizza il compagno per questo tiro, dice va bene, ha fatto bene a provarlo. Agnello, sterzata, un po' in difficoltà Carnevale, forse era già fuori. Caracappa, Pizzola, controlla col mancino, potrebbe anche metterla dentro, ma cerca invece un tocco corto su Florio. Gio la controlla, potrebbe anche calciare Gio. Cannizzaro, Carnevale, chiedo scusa. Dicevo di Ballariano, forse Catalano si aiuta un po' con il fisico, ed effettivamente anche Ballariano allarga un po' le braccia a dire quasi ho subito fallo. Koné, bella palla di Koné, geniale per Russo, Cannizzaro in anticipo, bella palla qui da parte dell'8, dell'11 sul 10, e poi fuori gioco di rientro. La controlla Palmeri, va dietro Agnello, Carollo, Failla, lancio lungo, decisamente da dimenticare però.
controlla Ballariano subito dalle parti di Costa, mancano 30 secondi, vediamo se ci sarà un recupero, non ci sono state molte interruzioni, quindi facile anche pensare che possa andare bene così. Tra un po' credo che lo scopriremo. Cannizzaro rischia tanto, però diciamo che dalla Ballariano va giù, rischia tanto anche lui sulla pressione di Catalano, e poi mancano 5 secondi, vediamo se effettivamente ci sarà recupero o se invece mi sa che fischietto in bocca. E infatti duplice fischio, squadra che vanno all'intervallo, 2-0 il risultato per il Bagheria. Noi come sempre vi ricordiamo di rimanere qui connessi sui canali di Sportisi, perché solo qui il secondo tempo della sfida. A dopo. Con il cuore rivolto a Niscemi per il disastro della scorsa settimana, ma con gli occhi e con la testa al campo per il secondo match consecutivo tra le mura amiche del Blu Colleri, il Castrum Favara affronta la Vibonese per dare l'assalto ad una vittoria che manca da troppo tempo, e infatti inizia forte la squadra di Infantino con questa giocata di tripicchio che converge e calcia. C'è la parata da parte di Marano in calcio d'angolo, poi dal corner che ne segue la palla spiove in mezzo e c'è il solito Nacho Varela col colpo di testa che bacia la faccia interna della traversa e poi entra in rete per l'1-0. Torna a segnare in casa il capitano del Castrum Favara, che sblocca il risultato e fa esplodere i tifosi presenti al Bruccoleri. È un buonissimo Castrum Favara quello che approccia la partita. Qui ancora opportunità per Nacho Varela che sibila con il suo destro incrociato vicino al palo difeso da Marano, poi azione convulsa all'interno dell'area di rigore del Castrum Favara, riesce a risolvere in qualche modo Ferrante con l'intervento, poi attacca dall'altra parte Balla con la fuga sulla destra, lo scarico per Azzara che cerca la conclusione, palla che scende davvero di pochissimo sopra la traversa per l'ex giocatore del Messina. Continua ad attaccare il Castrum Favara che incrocia benissimo qui con il mancino di Demin per il 2-0 della formazione allenata da Infantino. Esulta, esplode anche il numero 5 in maglia bianca che cercava da tanto tempo la soddisfazione personale. Torna ad attaccare la Vibonese con questo tentativo sui sviluppi di palla inattiva. Ci ha provato Brunetti con la palla che è sempre nata sopra la traversa, poi azione sulla sinistra di Piazza che innesca l'avanzata di Eccegoyen, conclusione di Varela che si alza sopra la traversa, si dispera il capitano del Castrum Favara che poi qui si deve difendere su questa iniziativa sulla destra da parte della Vibonese. La palla arriva ad Azzara che non riesce a controllare la direzione e la forza del suo tiro. Castrum Favara che è bravo in più di un'occasione a recuperare palla sull'uscita dal basso da parte della Vibonese. Qui il tentativo da parte di Schembari con la palla che finisce fuori, poi il tentativo dall'altra parte da parte della Vibonese con Sassanelli e poi conclusione che viene parata dall'estremo difensore di Silvestro. Calcio di punizione ancora per Tripicchio con la palla che scende soltanto dopo aver impattato con la traversa e dunque ad un passo addirittura dal terzo gol il Favara, ma all'improvviso la giocata sulla destra e il gol di Antonio Carnevale per il 2-1 a corcere le distanze prima dell'intervallo. La squadra allenata da mister capo di casa che dunque va all'intervallo sotto di un gol, poi alla ripresa delle ostilità ci prova Piazza con questo esterno destro respinto da Marano. Dall'altra parte torna a farsi vivo il team calabrese con questa palla che arriva in mezzo, la girata di Sasanelli bloccata da Di Silvestro, azione da corner corto per Eccegoyen per il Castrum Favara, pallone che arriva in aria poi viene allontanato in qualche modo dalla difesa calabrese, altro colpo di testa di Balla a mettere fuori e poi conclusione dalla distanza con la palla che si perde al di là dello specchio della porta della squadra rossoblù. Poi Piazza palleggia al limite, tocco per Varela che la fa scendere per poi calciarla bene leggermente sopra la traversa, non molla però con Koulibaly e la Vibonese, pallone che arriva in mezzo, poi il controllo e la girata con il salvataggio sul tentativo da parte di Di Gilio e questa l'ultima occasione della partita. Torna a vincere e lo fa in maniera pesante ed importante il Castrum Favara che si assicura 3 punti contro la Vibonese ma resta per il momento al penultimo posto della classifica di Serie D Girone I. Da Sportisir è tutto, alla prossima. Sfida da urlo al Dino Liotta di Licata tra la capolista del girone A di Eccellenza Siciliana, il Partinica Audace di mister Giannusa,
che a suon di vittorie anche risicate sta risalendo la china e ora minaccia anche il secondo posto, ma la partita molto tesa, molto spezzettata, con tante interruzioni e poche emozioni, si accende solo nella seconda metà del primo tempo. Qui la giocata di Brugnone che mette in mezzo l'anticipo di Pippo Raimondi su Vincenzo Manfrè. I due sono stati anche compagni di squadra in passato, mentre dall'altra parte Angelo Caronia prova a far girare il suo destro. La punizione viene deviata in calcio d'angolo pochi minuti dopo, sempre da palla inattiva ci prova la formazione ospite, questa volta è mistretta, mancino debole, bloccato senza grossi problemi da Federico Valenti. Pochi minuti dopo, altro piazzato per il Partinico Dacia, questa volta cerca la soluzione di potenza al centro della porta Caronia. Valenti però si fa trovare pronto, cerca di reagire, cerca di rispondere in Licata con questa palla lunga e la sfera che arriva a Mero, la conclusione mancina dal limite bloccata da Peppe Polizzi. Si passa con le immagini al secondo tempo, sempre con Merola che questa volta diventa assistman, cerca il golasso alla Crespo Manfrè, gli viene respinta la suolata, poi si tuffa a corpo morto Martignetti sul tentativo di Palmisano. Dall'altra parte sempre calcio d'angolo con la palla scodellata in mezzo, il colpo di testa di Merola che non trova lo specchio della porta dall'interno dell'area piccola, entra Minacori, cerca subito di mettersi in ritmo, sponda di Manfrè, Merola con la conclusione respinta ancora. Don Pippo Raimondi esaltante nella marcatura insieme al suo collega di reparto Martignetti, poi il calcio d'angolo, la palla che rimane lì dopo il tocco da parte di Calaiò, blocca senza grossi problemi Polizzi, sempre a sinistra, attacco Licata in questo frangente con questa iniziativa di Merola che diventa un tiro, bloccato ancora dall'estremo difensore partinicese, ancora sull'automancino, la palla messa in mezzo alla ricerca di Manfrè, l'anticipo del solito Martignetti, poi succede questo, liscio di Calaiò che stende poi il suo avversario lanciato in ripartenza. Il direttore di gara non ha dubbi, rosso per il capitano del Licata che deve giocare il resto della partita in inferiorità numerica, ma da quel che si vede in campo neanche sembrerebbe. Qui la giocata al limite dell'area di Manfrè che cerca di pulire il pallone per Tommy Flores che la piazza col mancino, il volo sotto l'incrocio di Peppe Polizzi a mettere in calcio d'angolo, poi è sempre l'argentino che mette in mezzo da questo corner, è pettinato, entrato proprio per mettere una pezza alla mancanza di Calaiò in difesa, a sfiorare il gol. Dall'altra parte l'uscita avventata di Valenti, la palla che rimane lì e ci pensa proprio l'ex Canicattì a salvare sulla linea, poi Palmisano con il cross, secondo palo, l'anticipo per il tentativo della rovesciata e colpo di testa da parte di Micchi, subentrato a Manfrè, palla che sorvola la traversa, insiste nonostante l'uomo in meno la squadra di Bonfatto che attacca sempre a sinistra. Qui il cross di Tedesco sul secondo palo, prova a rimetterla Palmisano, un tiro cross che attraversa tutto lo specchio della porta. Infine il calcio d'angolo di Tommy Flores allontanato dalla difesa del Partinico Audace che riesce a strappare lo 0-0 a Licata che si salva nonostante l'inferiorità numerica. Da Sportisiri è tutto, alla prossima. Arriva però Lucera che strappa il pallone, Lucera si invola, l'uscita, poi arriva Muratore, Murato il suo tiro, Stassi, salvataggio, Muratore, tiro parato da Diouf, pallone allontanato dove c'è Antona, colpo di testa, poi l'intervento in qualche modo di Drago, colpo di testa verso Lucera, poi Stassi controlla e calcia, respinto il suo tiro, Barri, la palla incollata sempre al piede, ora Colley. Il cross, Muratore, Perricone, poi Lucera è sforbiciata in due tempi, Diouf la prende per evitare la rimessa, poi sbaglia, allora attenzione ad Ovusu ai 20 metri, la virata, poi il cambio gioco su Lucera, fronteggia Lucera, destro, la parata di Diouf a negare il gol, poi spazza la difesa dell'Atletico, punizione per l'Atletico, Pizzocero sulla palla, spiove verso l'area di testa Antona, poi conclusione che non scende a sufficienza per Scrozzo, palla in verticale, Lucera 20 metri, Lucera finta, Lucera allarga, Licata, anticipo, Licata, tiro respinto clamorosamente da Lindner, c'è il fischio per questa punizione, Colley dentro l'area, l'anticipo, poi controlla l'ultimo Licata che pensa al destro, palla che esce, Lucera, Stassi ha visto Colley, lo serve, Colley si è buttato dentro Lucera, la posizione è regolare, Lucera davanti a Diouf che gli sbarra la strada, poi ancora Lucera sul fondo, Lucera mette in mezzo, Diouf para anche questa,
Velocissimo Maranzano, è un 3 contro 3. Maranzano sceglie Messina. Messina salta Muratore, Messina al limite, calcia De Miere, occhio alla ribattuta, York fuori gioco. C'è la punizione per l'Atletico, pallone che spiove, attenzione York, da pochi passi la manda fuori. C'è la punizione per l'Atletico Partinico, Cannavo cerca la porta De Miere, male! È il gol di York che porta in vantaggio l'Atletico Partinico. Ha segnato York, qui non benissimo De Miere. La punizione. Si prende la rincorsa, troppo alto. Palla verso l'area, Usu prolunga pallone che rimane lì e per poco. Un po' Lio, un po' Muratore. E poi Perricone non creano i presupposti per il pareggio. Antona. Palla sventata verso l'area, Lio in anticipo su Diouf. L'arbitro lascia giocare, poi calcio d'angolo per il Gemini. E per l'arbitro può passare così, ha vinto l'Atletico Partinico che spugna San Giovanni Gemini 1-0, gol di York decisivo.
Siamo tornati live intanto per commentare il secondo tempo di questa sfida tra Bagheria e Cus Palermo. Ci sono stati subito dei cambi, è uscito Sidic con vediamo chi è entrato. È stato solo un cambio per il Cus. Entrato Colombo con la 20. Subito sta parlando con Russo. Poi in casa Bagheria invece nessun cambio. Il signor Carrieri è pronto con il fischietto in bocca per iniziare anche questa seconda frazione, questi secondi 45 minuti che ci terranno compagnia. Inizia anche il secondo tempo di Bagheria Cus Palermo con Moncada. Pressione alta parte del Bagheria, di testa allontana Catalano, poi di testa anche Costa, Gallina, Ballariano, pressione altissima da parte del Cus. E poi Cannizzaro lo insegue Russo. Gallina. Costa. Vedi prima questa palla. Vetrano col tacco, la palla gli rimane lì, però poi Failla cerca di sporcarla come riesce. Costa va in controgiglio, la controlla con il mancino, poi si appoggia. Florio molto bravo qui con i tempi. Caldieraro cerca un anticipo, Agnello poi ci ripensa. In realtà se avesse forse affondato il tackle probabilmente avrebbe preso anche il pallone. Non se l'è sentita però. Caracappa. Pennisi. Florio. Caracappa prova a verticalizzare immediatamente, ma trova il petto di Agnello. Adesso sta prestando tanto, questa volta ha provato sì l'anticipo, ma non gli è riuscito. E dunque Caracappa, poi Florio cambia tutto. Si poggia da Costa, ha spinto poco sulla fascia destra, si è attaccato di più sulla fascia sinistra con Pizzo. Adesso Giglio che rientra, cerca un nettaversone dentro verso Vetrano, ma c'era anche Caracappa. Si trova però la testa di Carollo. Palla a rimorchio, sporcata un po' Florio, va ad anticipare, poi Colombo. Ha subito il fallo. Carollo. Failla. Trova tra le linee Catalano, sempre molto bravo a farsi trovare in quel tipo di posizione lì, però manca sempre il riferimento lì davanti. Questo è un problema per il Cus però, perché Catalano si fa vedere sempre tanto bene, sta giocando con una gran partita, però qualcuno centrale deve starci però. Costa, lunga destra Florio, poi Failla allontana, ha provato Florio a fare questa deviazione un po' per fregare anche l'intervento del difensore. Lui da ex difensore sa bene che questo genere di palloni, quando vengono sporcati, spizzati anche leggermente, possono dare problematiche. Va indietro qui, passaggio sbagliato decisamente da parte di Agnello, che si complica tanto la vita, e Vetrano se la va a riprendere. Vetrano punta la porta, rientra, cerca anche la porta e poi la paratissima sul primo palo da parte di Carnevale, molto bravo, però come l'ha realizzato bene qui Vetrano. Mani tra i capelli per il numero 9 che ancora ci sta ripensando, secondo me. Caldieraro, deviazione e rimessa laterale. Caracappa va dietro. E poi e calcio d'angolo ancora. Quindi continua a attaccare il Bagheria, che non ha intenzione di fermarsi, ma anzi ha intenzione soltanto di continuare ad attaccare, schiacciare il Cus, perché effettivamente il Cus quando ha attaccato è stato anche molto pericoloso, bisogna dire le cose come stanno. Poi traversato il primo palo, allontana Caldieraro con il tacco. Caracappa si ferma, vuole Caracappa, movimento di compagni, arriva soltanto adesso con
Palmieri che non è precisissimo ad impattare il pallone, ma riesce comunque a farlo sbattere addosso a Giglio, che si trovava in questa insolita posizione di alla sinistra, lui che invece solitamente preferisce partire dalla destra, anche con dei risultati che effettivamente sono sotto gli occhi di tutti. Pizzo avanza il giovane numero 3, poi cerca di scambiare il pallone con Vetrano, ma niente da fare. Florio mette giù la palla, Pizzo ancora, la controlla sempre sul lato di sinistra il Bagheria in questa catena mancina che tanto ha funzionato nel corso del primo tempo con Caracappa e Pizzo. Adesso si va invece sulla fascia destra con Costa. Il velo di Caldiero non era una brutta idea in realtà, ma Carollo è stato molto bravo perché ha capito tutto. Adesso si intestardisce un po' con questa giocata solitaria, gli riesce pure. Garofalo, Agnello di prima, che salta non sbaglia il passaggio, ma Gio lo arpiona come può, poi Ballariano cerca una giocata anche un po' volante. Stava diventando praticamente un assist per Vetrano, che ha un po' rincorso la palla, ma non ci è riuscito comunque a tenerla. Failla, c'è vicino a lui Moncada che scappa sulla fascia sinistra. Serve invece Colombo appena entrato, che esce bene qui dalla marcatura, e Florio è anche ammonito. Infatti Tegari dice alla prossima ti butto fuori, e secondo me mister Grimaudo lo toglie dal campo, perché qualsiasi fallo farà Florio adesso sarà cartellino rosso, perché l'arbitro gli ha detto, gli ha promesso. Moncada va sul mancino e Russo non, anzi Palmieri non arriva, perché è stata micidiale la chiusura da parte di Pizzo. Adesso il Cus è sempre più in partita, ma infatti sta arrivando un cambio per il Bagheria e mister Grimaudo ha capito la difficoltà e infatti sta per entrare Alessandro Costa. E credo per Florio. Tanto calcio d'angolo, allontana Pizzo ancora. Gran partita, testa anche da parte del Cus, poi traversone sul primo palo e quasi infrega anche Cannizzaro, che rimane sicuramente tra la rete. È stato un cross abbastanza intelligente quello messo al centro. E poi forse il cambio è pronto, vediamo, perché ancora no, c'è da aspettare qualche momento. Ballariano, Costa, bella palla qui su Gio, che ancora una volta cerca la velocità. Carollo chiude tutto in anticipo con una bella chiusura difensiva. Adesso si prende anche l'onere della giocata, scambia con Garofalo. E poi sentiamo anche la voce di Cannizzaro, che sicuramente è inconfondibile. Intanto ruba il pallone qui molto bene, poi palla dentro per Vetrano che cala il tris, fa 3-0, 53 di gioco. Adesso per il Cus è sempre più difficile. Grande palla qui conquistata da Caracappa, è andato a pressare altissimo ancora una volta. Non è la prima volta che lo fa. Le 3-0 dunque. E poi esce Florio, sì, infatti avevamo capito. A maggior ragione dopo il terzo gol credo fosse una scelta legittima. Capitano diventa Costa, ma Costa Christian, che è già in campo, terzino, e non Alessandro Costa, che invece sta entrando adesso. Vediamo come si posiziona il neoentrato. Batticello subito con Ballariano.
Poi il fischio da parte del signor Carrieri e dunque si ritorna in campo dopo il terzo gol del Bagheria, porta firma di Vetrano, che fa il suo secondo gol consecutivo in casa. Quello realizzato, ricordiamo, contro il Marsala. Un gran bel gol, è partito tutto dalla solita magia di Raffaele Giglio. Nel caso lui agganciò la palla e con il destro la mise nell'altra porta, però in questo caso fil di palo, veramente imprendibile. Moncada, Russo, va incontro, si gira bene qui il 10, che è un po' spinto, forse da Gallina che si è staccato dalla sua posizione. Russo ancora, Gallina da dietro, gran bel contrasto qui da parte del numero 5, che poi cambia tutto, forse è un po' troppo. Agnello un po' in difficoltà, ancora una volta palla al piede, poi con la spalla cerca di controllare il consigliere ma non riesce. Gallina ancora una volta mette una pezza, poi Caracappa nel rimbalzo è fortunato, ma poi il Cus la riconquista immediatamente. Colombo mette giù questo pallone, viene subito spintonato dietro da Ballariano e poi Canizzaro. Pennisi, Costa appena entrato, tocca uno dei primi palloni. Poi Vetrano lotta con Consigliere e Caracappa. Poi si riscaldano anche altri giocatori in casa Bagheria, sicuramente qualche cambio sarà pronto, però sicuramente ce n'è uno per il Cus, perché vediamo velocizzare diversi uomini. Colombo fa sportellate con tutti, palla che passa, Catalano allarga il gioco da Moncada che la controlla, se rientra e calcia, Catalano va sul destro, cerca il tiro Catalano, le braccia però di Canizzaro, tanto dovrebbe entrare Traoré. Si ferma Costa, Ballariano, Costa, ancora Ballariano. Colombo ha provato un po' a dargli fastidio, ma ha scaricato il pallone prima che potesse arrivare Caldieraro. Un po' in ombra in realtà in questi primi minuti della seconda frazione. Pizzo potrebbe crossare, vediamo traversone dentro, allontana Carollo come può. Poi sarà calcio d'angolo, anzi no, perché la palla in realtà non è uscita, l'ha tenuta in campo Caracappa, scatenato ancora una volta, c'è il pallone Caracappa. Poi si ritorna dietro ancora una volta dopo la deviazione. Caldieraro vuole accendersi adesso il 10, va anche giù, si continua. Pizzo, finta contro finta, si continua ad attaccare sul secondo palo, Vetrano di testa, però era anche in posizione di fuorigioco qui. E poi cambi dentro Traoré, vediamo al posto di chi. Allora, se abbiamo sentito bene, dovrebbe uscire Consigliere col 4. Sì, Consigliere sta lasciando il campo. Consigliere per Traoré. E poi però c'è un altro giocatore che dovrebbe... De Sciagnello. Quindi entra Visconti con la 19. Quindi vediamo infatti Traoré a mettersi subito sulla fascia. Invece c'è un cambio di posizione, perché Russo adesso passa da un po' più centrale sull'auto di sinistra, un po' come nel primo tempo in realtà. Questo è un piccolo cambio, però c'è anche un cambio in casa Bagheria con l'ingresso di Scozzari. Andiamo al posto di chi? Uscito Giglio nel frattempo. Mister Grimaldo vuole tutelare il proprio forse top player Scozzari, appena entrato subito scatenato, cerca di dialogare con Costa, tende la sua posizione di compagni, poi Scozzari fuori gioco, però Scozzari è entrato bene in questi primi 10 secondi, secondo me sta facendo vedere già delle belle giocate, sicuramente sta facendo vedere tanta voglia, e questo è importante. Failla, lancio lunghissimo da quella parte, forse un po' troppo,
Infatti è facile preda di Cannizzaro, che mette giù la palla. Ballariano. Gallina. Ballariano. Scozzari mette giù la palla subito in verticale per la velocità di Vetrano, che potrebbe arrivarci. C'è però Carnevale che arriva un pizzico prima. È una bella palla quella di Scozzari, che ripetiamo è entrato bene, è entrato da nemmeno un minuto, ma già ha fatto 2 buone giocate, o meglio una giocata e poi tanta grinta, che subito fa capire che lui oggi vuole fare bene. Traoré. Failla, palla un po' difficile per Moncada, riesce comunque a controllare. Catalano. Bel dribbling di Catalano sullo stretto, se ne esce bene dalla marcatura, poi arriva Gallina che oggi sta giganteggiando. Gran partita comunque di Gallina, non si passa dalle sue parti. Se il Bagheria non ha preso neppure un gol oggi, è anche in merito del centrale numero 5, molto giovane, questo è 2005. Chiaramente non solo suo il merito, però la prestazione è decisamente positiva. Catalano duetta con Moncada, palla di ritorno, c'è con traversone, deviazione, Cannizzaro, Russo salta di testa e poi allontana come può Gallina, di testa ancora una volta. E poi Costa appena entrato con Catalano, lottano, ma Costa torna dietro da Gallina. Pennisi. Ballariano, forse non gli hanno chiamato l'uomo qui, perché effettivamente Colombo era pronto per rubargli il pallone, ma Ballariano poi l'ha visto all'ultimo, lo ha difeso e l'ha scaricato questo pallone. Pennisi. Adesso i ritmi si sono decisamente abbassati nel corso di questa seconda frazione. Ballariano mette un po' di difficoltà Pennisi, riesce comunque ad andare da Pizio. L'aggancia, adesso può avanzare, scarica su Vetrano, bella palla, adesso alza il braccio Scozzari come se volesse questo pallone, poi la controlla Costa che forse l'ha rubato al compagno, ma c'è un fischio, mani tra i capelli per Russo, non è d'accordo. E poi cambi e dovrebbe uscire adesso Russo, sicuramente uno dei migliori dei suoi. Al suo posto entra Lenzi. Che si fa mettere subito lì davanti. 17. Minuto 62 di gioco. Ballariano torna dietro. Pennisi. Va centrale. Vetrano fa passare questa palla, ma credo che non possa arrivarci perché Carnevale è in netto anticipo. Failla. Crea un ottimo nei suoi lanci. Però saltano Moncada. Pressione alta da parte di Scozzari, ripetiamo, è entrato benissimo in partita. Si complica tanto la vita Moncada, anche costretto. Sicuramente dice ci sono 6 falli prima. Questa era la sua tesi. Fischia anche un cartellino però Moncada. Scozzari. Costa 1-2, Caldieraro, bella palla, Scozzari ancora fermata all'ultimo, poi Traoré allarga il gioco bene da Catalano che deve puntare adesso. Catalano è veloce, la controlla Gallina, viene saltato, poi appoggio da parte ne è entrato Lenzi e Catalano sbaglia forse la cosa più semplice. Doveva secondo me controllarla questa palla e forse rientrare anche sul destro e provare a calciare, perché effettivamente ha fatto vedere anche di avere una bella proprietà di tiro, però questa volta ha cercato un assist corretto, però forse non è la scelta più adatta in questo momento. Salta di testa Palmeri su Caracappa e poi Pizzo si va a prendere questo pallone. Andrà con le mani il 3. Poi viene sfondato qui Colombo. Chiede scusa comunque.
con Vetrano che va a chiedere scusa all'avversario, forse non ha accettato le scuse, credo. Garofalo, Moncada, cerca di scambiare con Garofalo, aggancio non è dei migliori, torna comunque dietro, adesso saggiamente va da Carnevale, una buona gara comunque del portiere, non ha veramente colpe sui 3 gol subiti, anzi ha fatto anche delle diverse parate importanti. Caracappa recupera ancora l'ennesimo pallone, poi appoggia per Scozzari che la controlla, Scozzari va sul mancino, poi sul destro, Scozzari! E non riesce a segnare, deviazione, calcio d'angolo, Bagheria che va vicinissimo al poker, si sta del Cus. Poi Pennissi chiama i compagni, forse vuole staccare lui di testa su questo pallone, chiama forse uno schema. Nel frattempo Cannizzaro chiama Costa, dice di stare attento a Catalano che in ripartenza potrebbe essere pericoloso. Intanto calcio d'angolo con Caldieraro, e invece no, perché era chiamato uno schema forse con Costa. Ma sul destro potrebbe crossare al centro per il copesta di Caracappa, che aveva staccato anche molto bene, devo dire. Lui che forse non ha nel colpo di testa una delle sue giocate principali, però insomma aveva preso il tempo anche molto bene, non ha tolto l'impatto col pallone. Garofalo, Moncada, sbaglia ancora il pallone, Ballariano super, come sempre d'altronde, 1-2 con Costa, poi Ballariano, vediamo sempre sul sinistro, credo di sì, infatti in questa sua giocata poi Taversone per Caldirano che mette giù la palla ancora a sinistro, destro, calcia forte, Carnevale respinge ancora una volta, pericolosissimo, ma la velocità di esecuzione di questo calciatore è veramente incredibile, arrivato in contropiede con il Lecus. Colombo, lotta Visconti, Carollo, Failla, c'è Moncada che prende i palloni in questo momento, forse ha preso un colpo Moncada perché sembra lancio lungo di testa, viene chiuso ancora Caracappa, poi Gallina, Caldirano lascia scorrere il pallone, lo controlla, esce Carollo però molto bene qui in fase di copertura, intanto si accendono anche le luci, la nostra immagine chiaramente ringrazia Catalano, venite sul destro, potrebbe calciare, salta un altro, Catalano ancora, salta tutti e va dietro. Carollo allarga il gioco da Palmeri che cerca una traversata al centro, Traoré riesce a trovare il pallone e poi traversone ancora sul secondo palo. Cannizzaro era lì pronto a intervenire, ma c'era soprattutto Costa in marcatura su Garofalo. E poi nuovi cambi, dovrebbe entrare Aramburu, se non abbiamo visto mai da qui, siamo un po' lontani, però credo sia lui. Vediamo se escerà Caldieraro e Vetrano, o se ci sarà un cambio dietro. Infatti intanto esce Ballariano ed entra con la maglia numero 19 Abate. Gran partita come sempre per Ballariano, non c'è pubblico purtroppo, ma credo che gli applausi insomma ci sarebbero stati anche tanti per la sua solita prestazione generosa. Tanto dentro quindi Abate, poi c'è un altro cambio e non è Aramburu quello però. Allora esce Cristian Costa ed entra invece Lopresti, quindi terzino per terzino, fascia capitano va al braccio di Cannizzaro, quindi oggi 3 capitani per il Bagheria. Iniziato con Florio, continuato con Costa e poi anche Cannizzaro, con Pennisi che lo aiuta. Serviva al Bagheria ottenere un risultato anche con questa convinzione. Ed effettivamente sta arrivando perché è 3-0 contro il Cus. Una gara in cui il Cus in realtà non ha giocato una brutta partita, lo dobbiamo dire, lo ripetiamo, l'ho detto anche prima, però non è bastato, il gol bisogna farlo. Scozzari di petto, bravissimo, l'ho preso, è appena entrato, palla subito verso Scozzari con e poi rischiato anche il giallo qui Moncada perché ha allontanato il pallone. Lopresti, Scozzari si gira proprio su Moncada che fa una bella chiusura in scivolata, poi in realtà un po' sfortunato, ma l'ultimo tocco credo sia, e infatti di Lopresti qui, bravo Moncada.
avanza Palmeri, torna dietro da Carollo, sicuramente uno dei migliori in casa Cus, ci ha provato il capitano fino all'ultimo, ma chiaramente molto complicato. Poi Gallina ancora una volta giganteggia, questa volta su Colombo. Di prima Abate, Costa, Lopresti, deve spingere adesso il numero 15, che è fresco. Scozzari la controlla col mancino e rientra. Scozzari, bella palla qui alle spalle con Caldiraro che prende il tempo. Caldiraro ancora alle spalle, mette dentro questo pallone. Carollo mette una pezza gigantesca e poi si concede anche un piccolo dribbling. Garofalo, bella giocata in mezzo a tre. Carollo alza la testa e vede l'inserimento da tutta l'altra parte con Canizzaro che però è in anticipo. Abate, e poi Canizzaro, palla lunghissima per Lopresti che lascia scorrere, poi Scozzari, idea geniale a liberare Lopresti e poi chiude la strada Failla, molto molto bravo. Però l'abbiamo detto, Scozzari è entrato benissimo. Credo che una domanda a Mister Grimaldo su questo giocatore la faremo, perché è entrato con quella voglia, quella cattiveria agonistica che non tutti hanno, o che comunque sul 3-0 poi un po' scompare. Lui invece è entrato veramente con la voglia di spaccare il mondo. Questa sicuramente sarà una buona notizia comunque per il tecnico, che può contare anche su delle riserve comunque importanti come Scozzari, che può diventare più che una riserva in questo finale di campionato. Failla, buca qui Gallina, però va bene così perché la palla termina direttamente tra i piedi di Canizzaro. Gallina intanto ha recuperato la posizione. Costa, lancio lungo per Scozzari, era giusta l'idea però. Tacco provato ma non riuscito. Garofalo vince il rimpallo, c'è Moncada vicino a lui, non lo serve, preferisce andare da Catalano, scambiano i due, poi perdono palla. Caldiraro di prima, Costa, c'è l'inserimento di Scozzari sempre veloce come un treno. Scozzari deve essere sul destro, va sul mancino, mette dentro questa palla con il destro, trova una deviazione. Minuto 73 di gioco, 72-24 in realtà. E poi Lopresti, Abate e Pizzo rimangono dietro. Traversone di Caldiraro, staccano tutti, stacca però più in alto di tutti Failla che va anche giù, ma si rialza, tutto ok. Poi Pizzo di testa da Canizzaro che lo chiamava a gran voce, diceva vai di testa, vai di testa. Ci ha perso forse un attimo Pizzo a farlo, però poi l'ha fatto. Ecco Pizzo, grande partita anche per lui, così come nella sfida contro il Marsala, sicuramente in crescita questo giovane calciatore, piede mancino, molto bravo. Carollo vince il duello vis-à-vis con l'attaccante, poi cerca un rilancio lungo, cercare Colombo, ma Gallina si mette davanti e poi col tacco pure. Fa una giocata superlativa, sta veramente facendo una partita da 7 in pagella oggi Gallina, ma non è l'unico. Gallina, Scozzari, e poi tanto forte qui Failla. Lopresti, Gallina con l'esterno, Canizzaro, Costa, Gallina deve spazzare questa palla, infatti lo fa col tacco, poi Traoré quasi anticipa, Abate, scatta e cerca una palla verticale per la velocità dall'altra parte.
e poi attacca ancora con Caracappa che vuole il taglio da parte di Vetrano, invece fa una bella chiusura Failla, anche per gli applausi da parte di Carnevale che dice fino alla fine continuiamo a giocare, non molliamo mai, ed effettivamente è quello che il Cus deve fare. Questo è anche il monito per le prossime partite, chiaramente. Va Caldieraro intanto a battere questo corner, salta Gallina, testa Carollo, poi allontana ancora la difesa con Traoré, mette giù invece un po' come viene questa palla con Lenzi. Caldieraro con l'esterno, palla geniale, Vetrano, fuori gioco però. Ma ancora una volta che palla comunque Caldieraro aveva messo con l'esterno, senza pensarci veramente 2 volte. Messo scucchiaiato questa palla. Carollo cerca di suonare lui la carica da capitano per i compagni. Palmeri, poi Colombo che non è entrato male, Abate entra invece benissimo il 19 in maglia bianca, poi Scozzari di prima, Caldieraro per la velocità di Vetrano che può attaccare la porta, è molto largo e lontano, Caldieraro si fa vedere, lo scambia questo pallone, Caldieraro rientra, va sul mancino, poi sul destro, mancino ancora, Caldieraro calcia con la punta e poi forse il palo addirittura, stava per fare una giocata clamorosa da futsal praticamente. Al minuto 76 è andato vicinissimo al quarto gol il Bagheria, ma intanto ci sarà un cambio, vediamo chi esce. Secondo me esce Caldieraro perché si è fatto 76 minuti di gioco, adesso sarà anche forse un po' stanco, vediamo. E no, esce Gallina invece, quindi ancora Caldieraro rimane in campo, forse vogliono farlo segnare ancora. Entra con la maglia numero 17 Gabriele Viola, che credo si metta centrale, sì. Partita importantissima quella di Gallina, veramente ha giocato una gran gara. Tanto perde il pallone ancora in fase di impostazione il Cus, poi Traoré con il fisico si fa valere. Palmeri, palla lunga, forse un po' troppo, sembra quasi però arrivarci Visconti. Poi Cannizzaro non ha chiaramente fretta di battere, lascia lì a Pennisi, Cannizzaro. Lopresti, Viola, Costa, Scozza riesce benissimo ancora una volta. E poi bravo invece Failla a non fare passare nulla. Lopresti, Scozzari la difende ancora, palla di ritorno per Lopresti, non sta veramente sbagliando nulla Scozzari oggi. Cerca il contrasto, quest'altro non gli riesce, Failla, poi Visconti, Catalano, mette una pezza ancora una volta, Lenzi, esce lui, vittorioso palla al piede, e poi Traoré cambia tutto, dando dalle parti di Garofalo che la controlla con l'addome, e poi Palmeri. Cerca un duello, non riesce, Abate, poi palla di Caracappa ancora una volta tra le linee, perfetta per Vetrano che però è fuori gioco. Fa gol e calcia bene, però era alzata già la bandierina. Come diciamo sempre, bisogna guardare le immagini per capire se effettivamente fosse posizione di fuorigioco. Da qui purtroppo oggi la postazione non è delle migliori, utilizzavo un eufemismo, quindi non ne riusciamo effettivamente a capire se effettivamente fosse corretto o meno. Bella giocata da parte di Moncada. Carollo alza lo sguardo, vede i compagni, vede soprattutto Palmeri sulla fascia destra
che potrebbe anche crossare, palla che riesce ad arrivare lì, poi chiusura difensiva da parte del Bagheria che allontana il pericolo, poi Scozzari, palla complicatissima ma anche corretta per Vetrano che crede su tutti i palloni, va veramente su tutti, non ne molla uno. Traoré spara la porta, si gira bene, è entrato bene in partita Traoré effettivamente. Carollo, Catalano, lo trattiene un po' Costa, poi cerca la porta da fuori, non trova il gol, ci ha provato, molto complicato però l'ha anche calciato bene, bisogna dire la verità, ma non è la prima volta che Catalano calcia così. Il primo tempo stava per fare un super gol, quello che sicuramente sarebbe stato quello del vantaggio e che probabilmente sarebbe stato forse uno dei gol più belli di questo campionato, se non fosse il più bello del campionato, che iniziare da fuori dai palle, proprio con un tiro molto forte e improvviso da centrocampo. 3 in anticipo. Carollo, lancio, Catalano di testa, si appoggia, Lenzi, poi Traoré, la controlla quel poco che può, poi cerca un pallone a passare e abbatte, la tiene in campo, sì, la tiene in campo. Lancio lungo, da quelle parti c'è Scozzari, ma Moncada questa volta fa rimbalzare per il pallone e poi forse perde il tempo, Scozzari lo tiene e poteva fare continuare quel dietro di gara secondo me. Comunque giallo per Moncada, che qui aveva fatto sì una buona chiusura all'inizio, poi in realtà si è fatto fregare dalla velocità di Scozzari che è fresco, ha tanta grinta, tanta voglia, che ha rubato il pallone e poi si stava autolanciando. L'arbitro poteva forse fare continuare però. Di calcio di punizione chi batte? C'è Caldierano ma c'è anche Scozzari. Un destro e un mancino. È uno schema, Caldieraro per Scozzari che rientra sul sinistro, ancora Caldieraro, potrebbe farlo col mancino, deviazione, calcio d'angolo. Ed è ancora corner, quindi continua a attaccare il Bagheria, lo fa con Caldieraro, minuto 82 di gioco. Battuta corta per la conclusione da fuori tentata. Parte sempre di Scozzari, molto cercato in questo secondo tempo. Poi allontana la palla, ancora una volta Pizzo, mette una pezza di prima Caracappa, sempre per questo aggancio Scozzari riesce ad avere la meglio, mette dentro questa palla, poi deviazione e per poco non finisce anche in porta. Scozzari è al momento una spina nel fianco incredibile per di Syracuse, che non riescono praticamente mai a tenerlo. E poi c'è un cambio, perché esce Palmeri, entra Alaimo. Questi ultimi 7 minuti più recupero, però credo che non ce ne sarà parecchio, insomma. Ci sono stati tanti cambi, sì, però solo quello in realtà. Va Caracappa, di testa spizza, poi arriva anche Pennisi. Scozzari. Duetta, di ritorno Viola, Scozzari ancora, poi cerca un tiro, stesso Viola, però cicca un po', forse colpisce anche il terreno nel modo di calciare col sinistro, poi palla addosso a Caldieraro da parte di Garofalo che ha provato a lanciare forse Lenzi o Visconti oppure Catalano, uno dei tre comunque. Caldieraro tiene in campo, poi Scozzari con il sinistro, non inquadra la porta, però in fiducia Scozzari, fa bene a provarlo.
Adesso sembra soltanto che si giochi con il cronometro, il risultato sembra abbastanza acquisito. Moncada, bella palla per Colombo, Catena in campo, poi arriva Lenzi, Cannizzaro però, prima di tutti. Lo presti, poi Caldieraro, di prima Scozzari, bella palla, Caldieraro ancora una volta, vedi tra le linee l'inserimento di Caldieraro, però credo dovesse servire qui Vetrano perché era messo decisamente meglio rispetto al 16, invece lui ha preferito andare ancora sulla destra, ma poteva forse andare profondità al centro, quando mancano 5 minuti alla fine della partita. 3-0, Bagheria che si appresta ad arrivare a quota 30 punti in classifica. Questo sì che è un grande risultato, ma soprattutto niente gol subiti, ancora meglio per il Bagheria. Avanza Garofalo, sovrapposizione da parte di Colombo, che può avanzare. Colombo rientra sul destro, cerca un pallone dentro, ancora una volta cerca di girarsi e calciare. Lenzi, non è andata a buon fine questa azione, era anche positiva da parte del Cus, che si è spinto in avanti e ha un po' cercato di sfondare. Poi mister Grimondo dice non lo facciamo girare, non vuole sicuramente prendersi dei rischi inutili il tecnico quando siamo effettivamente all'86esimo, mancano 4 minuti. Pennisi con Canizzaro giocano molto sul cronometro, nessuno va lungo. Adesso si avvicina Lenzi, ma lui va lungo. Dallo Presti fa un grande aggancio, poi Garofalo è bravo qui. Scozzari ancora una volta, Garofalo mezza a 2, Scozzari è in campo, no. Traoré si gira bene qui sulla marcatura di Costa, sicuramente è entrato molto bene lui. Poi Garofalo, bella palla di testa lontana, Pennisi direttamente da Cannizzaro. Pizzo di prima, va giù, forse è fallo, si continua il regola del vantaggio. Caldieraro apre ancora da Pizzo che può spingere su quella fascia, può metterla in mezzo. Pizzo cerca invece di andare sul destro, poi appoggia Scozzari e poi la paratissima di Carnevale, non è andato sul sinistro, è andato sul destro, ci ha provato, bella parata. Nel calcio d'angolo continua il Bagheria che forse meriterebbe anche il quarto gol a questo punto. Poi dentro di testa spizzata da parte di Caracappa che ci sta provando a farne un altro. Poi giocata ancora perfetta, può rientrare, fermato ancora da un super Traoré. Avanza adesso il numero 15 che è fresco, potrebbe partire. Consigliamo il minuto 88 di gioco. Scozzari marcato da Pennisi praticamente. Si gira, Scozzari va sul mancino, apertura per Vetrano che può calciare, invece arriva Caracappa che fa il 4-0, tutto regolare, è partito da dietro, è arrivata la doppietta. E 4-0, quindi Bagheria ha avuto 88 e 30 secondi, ma credo non ci sia un recupero cospicuo. Penso che l'arbitro di gara farà recuperare giusto i cambi, che la gara sembra ormai acquisita con il Bagheria che si appresta a vincere. Intanto sbaglia ancora anche Moncada che abbatte. Si gira ancora il 19. È stato bene anche lui in partita. Pizzo, uno dei migliori in campo sicuramente del classe 2008.
Costa, Pizzo, adesso la gestiscono i ragazzi di Mister Grimaudo, sopra di 4 gol, 4-0, nessun gol subito. Questa sicuramente è la notizia più importante, oltre a quella di 3 punti, chiaramente. Lopresti, Scozzari, si ferma ancora, gran giocata, sta giganteggiando il 16. Poi Garofalo con le mani da Colombo, poi Abate, arriva anche Lenzi e poi Traoré. Failla, stiamo arrivando al minuto 90 di gioco, ancora non ne abbiamo capito quanto è stato dato al direttore di gara, che non ha fatto, credo, segno con le braccia. Intanto qui Calderolo fermato nel duello con Carollo, che sicuramente di 1 minuto, quindi diciamo sicuramente è il migliore in campo in casa Cus. Abate qui rischia anche un cartellino giallo, il direttore di gara invece lo grazia, sa che comunque non ha visto arrivare l'avversario. Adesso siamo veramente agli ultimi 50 secondi di gara. Forse anche l'ultima azione della partita con Carollo, che andrà sicuramente lungo. C'è Garofalo molto largo, così come Moncada, però non salgono i due. Infatti si fa proprio da Garofalo. La controlla bene con il petto, poi cerca un pallone verso Colombo, la controlla e poi arriva invece 2 volte Costa. C'è spazio per l'ultimo calcio d'angolo. Mister Grimaudo è un po' arrabbiato perché non voleva concedere nemmeno il calcio d'angolo. Questa sicuramente è la mentalità vincente di questo tecnico, che vuole vincere la partita, la vuole vincere, la vuole stravincere e non vuole subire nulla. Catalano, finta, bella giocata, Catalano ancora, calcia ancora dentro e poi praticamente sul palo viene salvata questa palla. E Moncada è in netto anticipo e va bene così, perché finisce il match. Vince il Bagheria 4-0 contro il Cus Palermo e approda a quota 30 punti. Una gran partita per il Bagheria, che dunque approda a quota 30 punti contro il Cus Palermo, che rimane invece ultima in classifica. Doppietta per Caracappa, sicuramente tra i migliori in campo, ma sono tanti veramente ad aver giocato una grande partita. Anche Caldiraro in gol e Vetrano. Noi intanto vi ringraziamo per averci tenuto compagnia qui da Marco Genduso.